È un libro molto interessante perché descrive a 360 gradi quelle che sono tutte le dinamiche legate al food, quindi le sfide, quindi le opportunità. È evidente che quando si parla di food si parla di tanto, ma per entrare nello specifico occorre approfondire direttamente anche con le aziende i vari aspetti che toccano questo settore. Sicuramente tra le sfide principali abbiamo la sfida climatica, molto difficile e molto complessa da combattere come mondo agricolo. Dall'altra parte però abbiamo anche una sfida che riguarda il commercio internazionale, come ad esempio la volontà nell'imporre i dazi da parte dell'amministrazione Trump per il mercato americano, un mercato molto importante. È chiaro che la sfida climatica la possiamo vincere solo ed esclusivamente utilizzando l'innovazione, la conoscenza, cercando di mettere in campo tutte quelle azioni volte a tutelare il reddito degli agricoltori. Dall'altra parte ovviamente dobbiamo cercare di tutelare anche il commercio al di fuori dei nostri confini, in particolare in un mercato molto importante come quello americano, cercando di limitare al massimo i danni, sapendo che comunque l'amministrazione Trump in questa azione vorrà portare a casa qualcosa. Noi dobbiamo cercare di non cedere sul tema delle barriere non tariffarie, come del resto dovremmo cercare di evitare il pagamento di dazi che per noi sarebbero comunque un macigno su un export che per noi, ripeto, è fondamentale. Dall'altra parte ovviamente in tutto questo contesto ci sono le tensioni geopolitiche che non aiutano sicuramente il settore. Il Made in Italy agroalimentare è importante, è troppo importante per essere sacrificato diciamo, rispetto anche ad altri settori. Io credo che l'unico modo che abbiamo per emergere è continuare sulla strada dell'export, continuare sulla strada della qualità e soprattutto riuscire a coniugare innovazione, tradizione e l'arma segreta delle nostre eccellenze.